I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana e arrestato 2 persone nell'ambito dell'operazione denominata Delivery Express, già avviata nello scorso mese di gennaio, finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene. Le fiamme gialle del gruppo di Caltanissetta, attraverso preliminari attività di controllo e analisi del territorio, hanno individuato e bloccato a Caltanissetta in flagranza di reato 2 giovani dell'Agrigentino in possesso dell'ingente quantitativo di marijuana, pari a circa grammi 500, trasportato sul loro autoveicolo, occultato all'interno di buste di patatine. I responsabili, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati tratti in arresto e successivamente il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, condividendo le evidenze investigative, ha proceduto alla convalida dell'arresto, disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora su tutto il territorio siciliano. La droga sequestrata, qualora venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio nel territorio, avrebbe permesso di incassare circa 9.000 euro. L'operazione conferma così il quotidiano impegno della Guardia di Finanza in prima linea nel corrispondere alle istanze di sicurezza della città attraverso la prevenzione e la repressione dei reati che destano maggiore allarme sociale in ottemperanza alle direttive impartite dall'autorità prefettizia.